Ma Gaetano, pioggia o non pioggia c'è infiltrazione d'acqua. Sono disposto a rifare il muro da capo, costi quello che costi. Naturalmente bisogna aumentare i turni senza fare straordinari. Per me faccia lei, ingegnere. Ma no, devi far tu. Al personale hai sempre pensato tu. Insomma, fai come vuoi. Va bene, ci penserò io. Certo, che qualcuno ci deve... E cosa fai adesso? Vai a dormire? Ma non ha bisogno... Ma no, io farò molto tardi, non so che ore. È solo 9 passate. Sì, appunto. Ah, alle 9:30, manda via tutti. Con questo tempo non si può continuare. Vai. Buon lavoro. Grazie. Oh, a proposito, ingegnere, lei mi aveva fatto posto, no, dal fazzoletto, per ricordargli che pure lei se n'era fatto uno al suo. Sì, ma questa volta non me ne sono dimenticato, guarda. Per la mia bambina. Compie oggi 5 anni. 5 anni? Bravo, bravo. I bambini, diventiamo vecchi. Sì, ho capito, la solita tassa, eh? Prendi. Grazie. No, prendine 2. Già, in onore... La fumi dopo, eh? Buonanotte. Buonanotte. Se ha bisogno di me, mi chiama. No, Gaetano, non ho bisogno di niente, grazie. Buonanotte. Pronto? Sei tu, cara? Oh, finalmente, chi si risente? Ho un po' da fare. Beh, non so fino a che ora. Eh? No, no, dicevo certo che lo immaginavo. È la cosa più naturale del mondo. Chi è? È Pietro. Va bene. Vuol dire che resteremo in casa a giocare i 4 cantoni. Peccato che siamo solo in 3. Perché 3? Ah, c'è Salvi. Oh, santo Dio. Ma cosa vuole? Che cosa è venuto a fare? È venuto per parlarti. Ti sta aspettando da quasi un'ora. Sì, va bene, ma non capisco perché. Papà, mamma. Sì, tesoro. Papà, sono io, Luisa. Luisina. Vieni subito, subito. Non so se potrò, Luisina. Tu va a letto intanto. Oggi è la mia festa. Ti voglio vedere. Sì, ho qui una bella bambola. Ma io non voglio la bambola, voglio te. E poi anche la bambola. Ciao, Luisina. Ciao. Dormi, eh? E stai buona? Su, dammi, Luisa. Ciao, ciao papà, ciao. Sì, va bene, Pietro. Ma sì, cara, è il tempo di ultimare un lavoro iniziato e sono da te subito. A presto. Sì, lo so che apparentemente mi trascura, che spesso mi lascia sola, ma è per il suo lavoro. Già. E intanto la vostra vita diventa ogni giorno più grigia e più monotona. Sempre sola, sempre in casa. Una donna giovane e bella come voi. Ma perché non la smettete di occuparvi di me? Perché? Lo sapete benissimo. Ve l'ho ripetuto 1000 volte. Vi amo, Clara. Vi amo più di ogni cosa al mondo. Perché non vi decidete? Io posso offrirvi la felicità, solo che voi vogliate. Io sono pronto a farvi fuggire. Con me, si intende. Mi compatisco, perché mi sembra che abbiate bevuto un po' troppo. Sì, può darsi che sia ubriaco. Ma di voi? Smettetela. Potrei non compatirvi più. Ma io non voglio la vostra compassione, voglio il vostro amore. Basta, Salvi! O sarò costretta a dire tutto a mio marito.
amico, sei ancora in collera con me o mi hai perdonato? È un Ma po' di no. tempo che mi tratti male, eh? Lascia andare, Salvi. No, sono qui per questo. Ne parliamo domani, a mente fresca. No, io voglio sentire da te che mi consideri ancora un amico. Ho bisogno della tua stima. Sai di che cosa hai bisogno tu? Di un buon letto per riposare. Vuoi che ti accompagni a casa? Me ne vado, ma non prima di aver brindato a te e alla signora Clara. Dov'è Clara? Di là da Luisa. Scusa un momento. Piano. Scusami, sai, non ho potuto fare prima. Oh, non importa, Pietro. Dormi. Sì, ti ho aspettato fino adesso. Anche tu hai aspettato molto. Non fa niente. L'importante è che adesso sei qui. Come va il tuo lavoro, Pietro? Bene. Qualcosa che non va? No, va tutto bene. Hai un viso così stanco. Ma domani è domenica e ti riposerai. Chi lo sa, non so. Oh, che bella bambola. Ti piace, eh? È carina, l'aspettava tanto. Sì, gliel'ho detto per telefono che gliel'avrei portata. Senti, Dimmi, gliela mettiamo sul lettino. piano, si è addormentata adesso. Sta tranquilla, le do un bacino e me ne vado via subito. Sì, ma ti prego, fa piano. No. Quanto è bella. Ah, ti sei svegliata, eh? Papà, ma hai portato niente? Ma come non ti ho portato niente? Guarda, Guarda che bella. Che bella! è tua, la tua bambolina. La terrai sempre con te. La porterai a nanna, sempre. E adesso fai una bella nanna. Scusa se tu sposa. No, soffia. Dormi su, su. Ma cosa fa Salvi ancora di là? Che vuoi che ti dica? Non potevo mica cacciarlo. Sei tu che gli hai dato l'abitudine di venire così a tutte le ore. Ti ha dato fastidio? No. Comunque è un'abitudine che perderà presto. Non lo sopporto più. Ti dirò che mi sembra che questa sera abbia bevuto molto. E me ne sono accorto. Andiamo di là, ci penso io. Ma non gli farai scenate? No, stai tranquilla. Ma sì, pochi minuti soltanto. Il tempo di accompagnarlo a casa e torno subito. Salvi, vogliamo andare? Vediamo se lo champagne fa tornare il sereno fra me e l'ingegner Vanzelli. Cosa fai? Cosa fai? Guarda dell'alcol della garza, presto. No, champagne, basta un po' di Fai champagne. vedere. Scusa, il fazzoletto. Brucia. Ma non è niente, no. Lascia fare a me. Passatrice le porte e fermare il sangue. Sta fermo. Lega lì. Brucia. Brucia, eh? Ecco così. Sta buono. Ecco l'altro. Basta Non così. serve, metti lì. Ma bisogna chiamare un dottore. Ma che dottore, non sono Allora, ancora portalo a morto, casa. signora. Senti, ti accompagno a casa. Tu non sei in grado di fare neanche un passo da Lo solo. sapevo che si può contare su di te. Sì, va bene. Ti accompagno a casa. Prima un goccettino, eh? No. Piccolo, No, ti ho detto di no. piccolo. Lo accompagno fino a casa. Lo lascio al portone e poi torno subito. Andiamo su. Andiamo, Notte, Salvi. signora. Andiamo su, Notte. coraggio. Ma cerca di tenerti in piedi, ma che diavolo. L'uomo solio che ride e quel che spera. Cerca di lasciarmi guidare adesso. E pensate che credevo che gli uomini come te sostenessero bene l'alcol. Gli uomini cretini come me, vuoi dire? Sembra via Calamatta, no? No. Come no? No, ho preso una casetta fuori Roma, prendi la via Flaminia, te lo dico io. Lo dici tu, eh? Che cosa
c'è qui? Sta fermo, che cosa fai? Una rivoltella. Lascia stare che carica. Bene allora. Ma sta fermo, ti dico! Uccidiamo la luna! Imbecille! Chissà cosa penseranno adesso. Oh, bravo. Meno male che ti sei svegliato. Avevi detto al 12° chilometro, no? Ma qui c'è un bivio. Allora bisogna prendere qui a destra. Fra 500 metri ci siamo. Va bene. Ehi, capo! Scusi. Buono, Luigino, Guarda, buono. Dovrebbe essere già qui, la campana è un pezzo che suona. Che, si sente male? No, ma che è un mio amico. Sta benissimo. Ha bevuto un po' troppo. Vuole aiuto? No, grazie. Coitino. Buonanotte. Su. Ancora un piccolo sforzo, siamo arrivati. Quante noie ti do. Mi rincresci. Non ci badare. Adesso provo a chiamare qualcuno. No. Sto solo qui un momento per rimettermi. Se mi vedessero in queste condizioni potrebbero spaventarsi. Ti fa ancora male? No, una sciocchezza. Grazie, buonanotte. 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 A domani. Ma che vuoi? Ho trovato un portafoglio! Un portafoglio? Vengo subito! Dove l'avete trovato? Al gomito dell'acqua acetosa, con la draga. Salvi Renato. Avete telefonato a casa? Sì, stanotte non è rientrato. Ho paura che non ci tornerà per il momento. Voi! L'avete visto per l'ultima volta? Voi! Soltanto voi! Perché vi ostinate a tacere? Perché non confessate che lo odiavate? Voi mi interrogate come se io volessi nascondere qualche cosa. Io non ho niente da confessare. Io non sono colpevole. E voi non potete trattarmi come tale. Rispondete alle domande senza divagare. Non ho mai detto di odiarlo. Ho parlato semplicemente di disistima. C'è una profonda differenza, sì, perché con l'odio si può forse arrivare al delitto, all'omicidio, ma con la disistima mai. Ora Salvi era... Perché dite era?
Allora lo sapete che è morto. Ma non so, ma qui tutti ne parlano come se fosse morto e anch'io. Renato Salvi scomparve in circostanze misteriose il 10 aprile scorso. Il suo corpo non è più stato ritrovato e molti indizi gravano su di voi, ingegnere. Fareste bene a dire la verità. Non capisco perché dovrei nasconderla. Voi piuttosto vorreste conoscere una verità uguale a quella che state inventando. Badate come parlate. Siete davanti alla legge, ricordatevelo. Calma. Scusate, eccellenza. Quali erano i vostri rapporti con lo scomparso? Normali. Solamente negli ultimi tempi avevamo avuto dei contrasti. Però tra di voi non era mai accaduto nulla di grave, di definitivo. Ho già parlato dei miei rapporti con il Salvi. Era scorretto. Si era appropriato di denaro della ditta. Aveva firmato degli assegni abusivamente. E come mai non lo denunciaste? Promise che avrebbe messo tutto a posto. Quella sera che avete telefonato a casa, voi eravate in cantiere, no? Certo. E avevate fatto conto di rimanerci tutta la notte? Sì. Quella era la mia intenzione. Quella sera l'ingegnere era strano, nervoso, come fosse preoccupato per qualche cosa. Sì, infatti. Permette, signor Presidente. Dite pure. Volevo dire che avevo ben ragione di essere nervoso. Gaetano, ricordi che i lavori procedevano male? Che quel giorno c'era stata anche una infiltrazione d'acqua, tanto che pensammo di assumere degli altri operai. Te ne ricordi, vero? Sì, signor ingegnere, me ne ricordo. Questo esula dal dibattimento. Non esula affatto. Ogni fatto, ogni circostanza è per noi di importanza capitale. Concesso. Cercate di comprendere bene la mia domanda. Quale era la vostra impressione? L'ingegnere, secondo voi, era arrabbiato per altro motivo o per l'incidente? Ma non lo so, io non ne capisco niente di queste cose. Ho detto soltanto che era nervoso. Scusate, ingegnere, ma questi qua mi stanno confondendo le idee. Accidenti, qua finisce che invece di aiutarmi vi rovino peggio. Badate, Zanetti, noi qui chiediamo la verità e non la carità per il prossimo. Ricordatevi che avete giurato. Proseguite la vostra deposizione. Ecco, l'ingegnere allora mi mandò subito a letto dicendomi che lui aveva da fare, ma non avevo ancora preso sonno che sentii un rumore dei passi. Allora mi affacciai alla porta e vidi l'ingegnere che usciva in punta dei piedi, però aveva lasciato la luce accesa nell'ufficio. Insomma, se non l'avessi visto uscire, avrei giurato che ancora stava là. E perché ve ne andaste in quel modo? Per non svegliarlo. Avevo capito che era molto stanco. E perché tanta delicatezza? Ma non si tratta di delicatezza. Ho sempre trattato con molto riguardo i miei dipendenti. Soprattutto lui, che è con me da 10 anni. E come mai lasciaste la luce accesa? Ma non so, forse per dimenticanza. Mi accadeva spesso. Sì, è vero, è vero. Basta così. Il teste Gaetano Zanetti è licenziato. Il procuratore generale può continuare. E perché andaste a casa? Ah, già dimenticavo, non era per crearvi un alibi prezioso, ma per portare la bambola a vostra figlia. Signori del collegio, questa è un'insinuazione che confuterò in sede di requisitoria. Quando più lo riterrete opportuno, egregio avvocato. Allora caricaste il Salvi sulla vostra macchina con la mano ferita che grondava sangue, non è così? Sì, è così. Perché dovrei negarlo? Comunque non grondava sangue, la ferita era di nessuna importanza. Io gli avevo dato il mio fazzoletto per tamponarla. Ma perché mi fate sempre le stesse domande? Perché? Silenzio! E chi ha gettato il fazzoletto fuori dalla macchina? Certamente Salvi. E voi non ve ne siete accorto? Ero esasperato per i colpi di rivoltella. Salvi si comportava come un imbecille. I colpi di rivoltella che il Salvi avrebbe sparato per uccidere la luna, vero? Tutto molto chiaro, molto preciso. Siete nuovi in gamba, Vanzelli. Ma procediamo con ordine. Cosa avvenne dopo? Salvi si calmò. Anzi, al bivio mi indicò la strada. E voi parlaste normalmente con lui? Sì. Che distanza c'è tra il bivio e il passaggio a livello della Magliana? Ma che cosa c'entra questo? Si calmi, avvocato, c'entra. Tutto quello che dico c'entra. Rispondete. Non ricordo con esattezza, ma mi pare che siano circa 200 metri. Spazio che un'automobile percorre in 15-20 secondi al massimo, anche considerando la pioggia di quella sera. Esatto, e con questo? Chiedo sia interrogato il casellante della Magliana. Stava giù buttato indietro. Lui mi disse che era ubriaco. A me sembrava morto. Fu un momento, mi seggelò il sangue nelle vene. Ma scusate, voi veniste vicino alla mia macchina, è vero? Con il bambino in braccio che piangeva. Luigino, mi pare. Luigino, sì, mio nipote. Non poteva prendere sonno quella notte. Ecco,
Voi parlaste con me. Vi è sembrato che io avessi la faccia di un individuo che aveva appena commesso un delitto? Rispondete. C'aveva pressa, guardava l'orologio. La circostanza sia messa a verbale. Il testo è licenziato. Guardavo l'orologio, sì, è vero. Perché avevo fretta di tornare a casa, mia moglie mi aspettava. L'ho già detto 100 volte in istruttoria. Ma è così. Soltanto così. Ma è incredibile. È incredibile come le stesse parole, gli stessi fatti, gli stessi gesti possono acquistare un valore tanto diverso per me e per voi. No, Vanzelli. Il significato è uno solo. E credo che ormai tutti l'abbiano capito. Voi siete molto abile, Vanzelli, molto intelligente. Voi non negate i fatti. Vi limitate a darne un'interpretazione favorevole a voi. Falsa! Ed è per questo che ora vorreste farci credere di non aver trasportato nella vostra automobile un cadavere, ma soltanto un ubriaco. Nuovamente rammento all'illustre collegio che queste insinuazioni possono far parte della vostra requisitoria e non dell'interrogatorio. Esattamente. Ammettiamo dunque che il Salvi fosse soltanto ubriaco. Strano ubriaco, che riconosce perfettamente nella notte, sotto la pioggia, nell'oscurità più assoluta, la strada che deve prendere, per cadere poi in catalessi tanto da sembrare morto. E dove l'avete portato poi? Nella sua nuova casa. Dunque voi eravate sicuro che quella fosse la casa del Salvi? Sì, me lo disse lui stesso. Anzi, aggiunse di aver cambiato da pochi giorni. Allora voi volete far credere a questa corte che ignoravate che la villetta non solo non apparteneva al Salvi, ma era addirittura disabitata. Disabitata? E voi depositaste, in perfetta buona fede intendiamoci, il Salvi davanti alla soglia di una villa abbandonata e poi ve ne andaste. È così. E quindi le profonde orme di passi, che partendo dal punto dove voi lasciaste il Salvi, si dirigono fino alla scarpata sul fiume, restano senza spiegazione. Ma sarà stato il Salvi, no? Già, il Salvi, sempre il Salvi. Questo povero ubriaco che sviene, rinviene, parla, tace e fa il morto per compiacere all'imputato e alla sua difesa. Ma non vi può essere altra spiegazione. Mi ricresce, ma ce n'è un'altra e farà parte della mia requisitoria. Per ora mi limito a dare a questa corte le conclusioni della perizia. Orme regolari di passi. Colui che le ha lasciate era in pieno possesso di un perfetto equilibrio, comunque da escludersi lo stato di ubriachezza. Ma anche questo non prova nulla. Comunque non prova certo che il Vanzelli abbia ucciso. Un uomo come lui, con una famiglia e una posizione invidiabile, non uccide per questioni d'affari. Forse. Ma non si tratta soltanto di questioni d'affari. Un altro movente decisivo, sconvolgente, si aggiunge ai rapporti tra l'imputato e la vittima. Anche quella sera mio marito è rimasto fino a tardi in cantiere. Vostro marito era molto assorbito dal suo lavoro, vero? Sì, è vero. Quindi voi vi sentivate sola, trascurata. No, non ho detto questo. Voi asserite di amare vostro marito. Sì. Capisco. E adesso ditemi, i vostri rapporti col Salvi erano improntati soltanto a una corretta amicizia, no? Capisco il vostro stato d'animo, signore, ma è stato ucciso un uomo e quel morto non può restare impunito. Avete capito il senso della mia domanda? Cosa c'era tra voi e il Salvi? Ma come osate fare una domanda simile? Signor Presidente, non è possibile offendere così i sentimenti più intimi di una donna. Le parole del procuratore generale sono un'ingiuria! Sono un'ingiuria! Un'ingiuria sono! Vanzelli, non comportatevi così! Voi rovinate tutto! No, non è permesso! È un'ingiuria! Silenzio, faccio sgomberare l'aula! Peccato, signora, che non vogliate dirci la verità. Qui nessuno mette in dubbio la vostra onorabilità. Ma poco fa avete dichiarato che i vostri rapporti col Salvi erano assolutamente normali. Sì, certo, e sono pronta a giurarlo. Questo significa che il Salvi non vi aveva mai fatto la corte. Non vi aveva mai dichiarato un sentimento che non fosse quello di una pura e semplice amicizia. Non era forse il Salvi innamorato di voi? Rispondete! Non so. Voi avete un modo di parlare che mi turba, che mi impedisce di pensare. Rispondete. Era innamorato di voi? Forse, ma io lo avevo sempre respinto. Anche quel giorno. Anche quel giorno? Sì, era come pazzo. Mi disse che voleva fuggire con me. E voi avete sempre ignorato che il Salvi corteggiava vostra moglie? Ignorato. Non ho nemmeno pensato.
Leggevate di solito la corrispondenza che vi era indirizzata? Vanzelli, sto parlando con voi. Oh sì, certo. Qualche volta se ne occupava la mia segretaria, ma io stesso subito dopo... Limitatevi a rispondere. È quella indirizzata a vostra moglie? No, mai. No, non ne vedevo il motivo. Che pietosa menzogna, Vanzelli. Do lettura di una lettera che è stata trovata nella tasca dell'automobile dell'imputato all'atto del fermo. Clara, Clara mia. Ti chiamo così anche se tutto ci divide ancora. Ma presto questa crudele barriera sarà annullata dalla mia volontà, dal mio disperato amore. Grazie per aver acconsentito a fuggire con me. Sarà la liberazione, la felicità. Firmato Renato, cioè il Salvi. È un'infamia. È un'infamia. Non ho mai letto, non ho mai avuto quella lettera. Ed escludo nel modo più assoluto che mia moglie l'abbia mai ricevuta. È un'infamia! Non è possibile! Ma non è possibile! Non è possibile. Siete straordinari. Le lettere indirizzate a vostra moglie entrano già aperte nella tasca della vostra automobile senza che voi le abbiate prese e lette. Cosa avete da dire, signora, sul contenuto di quella lettera che vostro marito ha ricevuto poco prima del suo delitto? Io non ho mai avuto quella lettera. Non ho mai pensato a una cosa tanto orribile. Io amo mio marito e so che è innocente. Purtroppo, signora, tutto ciò che avete da dire in difesa di vostro marito non ha alcun valore per questa corte. Per me ha termine l'interrogatorio. Avete nulla da aggiungere? Che posso aggiungere ormai? I fatti, le circostanze sono tutti spietatamente contro di me. Una cosa vi ripeterò. Io non ho ucciso. Io non ho ucciso. Queste mani non sono sporche di sangue. Sono le mani di un uomo che lavora, di un padre, di un marito che ha sempre lottato per la sua famiglia. Per questo, per la mia famiglia, io tento ancora disperatamente di convincervi che sono innocente. Per mia moglie, che amo, e per la mia bambina che non si renderà conto della tragedia che spezzerà per sempre la sua vita e che attende fiduciosa, con ansia, la carezza di queste stesse mani. Signori della Corte, non mi appello alla vostra clemenza, mi appello soltanto alla vostra giustizia. Ecco, signori del collegio, la causa, il movente. Il Vanzelli odia il Salvi per motivi di interesse. Ma non basta. Si aggiunge l'orgoglio del marito offeso dal tradimento. Egli cova nell'animo suo per molto tempo dei sospetti. Ma finalmente la prova. Una lettera del Salvi indirizzata a sua moglie. La gelosia divampa furiosa. Questa è la condanna a morte del Salvi. La sera del 10 aprile il Vanzelli sa che il Salvi è nella sua casa. Forse egli mormora a sua moglie frasi d'amore e concerta con lei i particolari della fuga sognata. Vanzelli allora architetta l'alibi che dovrà coprire il suo delitto. Manda a letto il guardiano, asserendo che resterà a lavorare tutta la notte nel suo ufficio. Invece appena il guardiano è andato a dormire, si allontana furtivamente lasciando accesa la luce perché in ogni evenienza si creda che egli è rimasto al suo tavolo di lavoro. Per ritornare a casa sceglie l'ora in cui nessuno può vederlo. Simula col Salvi e con sua moglie una falsa indifferenza. Offre da bere al Salvi fino a fiaccarne le energie. Così ha il pretesto per accompagnarlo a casa. Appena il Salvi è nella sua macchina, cambia itinerario. Comincia la corsa nella notte piovosa, verso la lontana periferia. Quando il Salvi si accorge che l'auto lo conduce verso una meta per lui sconosciuta, chiede spiegazioni. Intuisce e con le sue proteste risveglia il furore sinora contenuto e simulato del suo carnefice. Forse il Salvi vuol gettarsi giù dalla sua macchina, ma Vanzelli con 2 colpi di pistola lo inchioda in moto in riverso sul sedile. Alla periferia della città sorge la tragica villetta. Lì presso scorre il fiume gonfio e nero. Il Vanzelli sa che la zona è deserta. Sa che nessuno potrà essere testimonio del suo crimine. Giunto sull'orlo della scarpata, con un colpo di spalla, si libera facilmente del suo tragico fardello. Chiedo a questa corte che l'imputato venga condannato al massimo della pena. All'ergastolo! La corte!
in nome di Sua Maestà il Re d'Italia Vittorio Emanuele III, letti gli articoli 575 e 577 Codice Penale e tenuto conto di tutte le attenuanti generiche, questo tribunale condanna l'imputato Vanzelli Pietro Fugiovanni a 14 anni e 8 mesi di reclusione. No! No! L'udienza è tolta. Come ti chiami? Che volete? Io sono Pietro Vanzelli. 15 anni fa questa casa era mia. Ah, Pietro Vanzelli, quello... Avanti, avanti. Io sono venuta molto più tardi, però so che i suoi mobili sono stati tutti rinchiusi di là, nell'ultima stanza. È stato fortunato, ha trovato delle persone veramente per bene. Gli sfollati delle volte non hanno lasciato neanche più i muri in piedi. Noi veniamo da Velletri. Prima di voi, signora, chi avete trovato qui? Un medico, un certo Bianchini. Bianchini? E prima di lui? Credo vostra moglie, vostra figlia. Ma e allora voi? Ah no, non le ho mai vedute. Signor Vanzelli, la sua roba è tutta di là, nell'ultima stanza. Ho fatto mettere a posto io. Venga, s'accomodi. Venga, venga. Quei baci l'ho racchiusi dentro il cuore. Fior d'erbe chiare. Vede, c'è tutto, non manca nulla. Può verificare, sa. Abbiamo anche una nota. Non manca proprio nulla, ho messo a posto tutto. È come una sorgente d'acque chiare. Oh, quell'orsacchiotto. Quanto ho dovuto lottare per salvarlo con tutti i bambini che abbiamo. Ho dovuto sempre tenerlo nascosto. Bianchini avete detto? Via degli Artisti 14. Via degli Artisti 14. È una traversa di Francesco Crispi. Grazie. Oh, dovere mio. Tenete. Grazie, lei è tenete. troppo buono. Mi disse che si trasferivano a Livorno. A Livorno? Sì. Era molto agitata la signora. E mia figlia, di una bambina bionda con gli occhi chiari, era con lei? Sì, mi ricordo perfettamente. Anzi, la signora vuole concludere tutto subito.
Io le diedi una buona uscita comprando anche il mobilio che a me poi non serviva, l'ho rinchiusi in una stanza. Mi scusi, dottore, ma non le hanno lasciato il loro indirizzo? No, mi dispiace. Mi dispiace veramente di non poterla aiutare, ma so solamente che sono andata a Livorno. Ha un fiammifero, per gentilezza. Tu, maledetto! Adesso pagherai tutto, canaglia! Basta che ti spieghi almeno! Spiega! Parla! Voglio sapere tutto! Tutto, sono 15 anni che aspetto! Parla! Lo sai! Che cosa? Ero rovinato. Mi avresti mandato in galera, un giorno o l'altro. Persi la testa. Volevo uccidermi, ma non ebbi il coraggio. No, carogna! Quel coraggio di distruggere la mia vita ce l'hai avuto, vero? Però adesso ti ho ritrovato. E adesso tocca a me! Che vuoi fare? Valermi del mio diritto. Ho pagato in anticipo. Voglio la mia merce. La tua vita. No, Vanzelli, non fare pazzie. Non servirebbe ormai. La nostra vita è già abbastanza rovinata. La mia vita, vuoi dire? Continua. Voglio sapere tutto, continua. Amavo Clara disperatamente, ma aveva sempre respinto. Volevo vendicarmi di lei, di te che lei amava. Ero rovinato, tu stavi per denunziarmi, gli assegni erano a vuoto. Allora pensai di scomparire, appunto per vendicarmi di lei, di te, di tutto. Misi in scena tutte le circostanze di un delitto che sarebbe ricaduto su di te. La bottiglia rotta, il fazzoletto, il sangue, la casa abbandonata. E scrissi io quella lettera a Clara che lei non ebbe mai. E la feci scivolare in tasca quella sera in auto. Avevo pensato a tutto e tutto mi fu favorevole, ma non ottenne il mio scopo. Clara fuggì subito dalla città e io non la rividi più. Avevo paura che mi denunziasse. Dov'è adesso? Lei è morta. Lo so. Voglio sapere di mia figlia. Dov'è mia figlia? Quando morì sua madre stava a Livorno. Visse con una parente, poi entrò come istitutrice in casa di un industriale. Soldani, mi pare. Soldani? Sì, lei non sa niente. Sua madre le ha sempre nascosto tutto. Le disse che suo padre era partito, lontano. Ma adesso deve conoscere la verità. Quale verità? Sarebbe un bel colpo per tua figlia scoprire tutto ad un tratto che suo padre è un ex galeotto. Innocente. Canaglia. Innocente, tu lo sai. Ed è stata tutta colpa tua. Ma io ti uccido. Prima della stazione ti uccido. Non puoi farlo per lei. Se tu mi uccidi, Luisa saprà che suo padre è un assassino. Rivangando nel passato, qualcuno potrà perfino insinuare in lei un dubbio sulla memoria di sua madre. Non ti crederà più. Anche se le dirai che non è vero. Non crederà mai più a un omicidio. Montevaretto! Vattene. Vattene, se no ti ammazzo, vattene. Che bravo. Va bene. E tu?
Adesso va bene, eh? Andiamo su, se no mamma si inquieta. Stefano! Stefano! Ma che fai? Ancora non sei pronto? Il treno parte a minuti. 60 minuti. C'è anche il tempo per fare una canasta e portarti via un altro po' di soldi. Smettila, non scherzare, fai presto. Ti aspetto giù. Va bene, non temere. Stefano. Credevo che non saresti più venuto. Non ho fatto che pensare a te tutto il giorno. Quasi che papà lo sapesse. Aveva preso 50 appuntamenti, come se dovessi partire per la Corea e non tornare più. È per questo che hai fatto così tardi. Ma com'è che sei tutto bagnato? La sorpresa tutto. Figurati che mio padre ha voluto che andassi a salutare persino una vecchia zia sorda che non vedevo da quando avevo 5 anni. Ho contato i minuti uno per uno. Non sei contento di partire? Tutti dicono che Londra è una città magnifica. C'è tanta gente, tante donne. Questo lo so, ma per me non avrà importanza. Stefano, è tardi, a casa ti cercano. Lascia che cerchino. No, Stefano, i tuoi genitori potrebbero accorgersi. Ebbene, tanto prima o poi dovranno saperlo. Allora tutto sarà finito. E perché? Ho deciso ormai. Quando tornerò tra un mese o due al massimo, parlerò con mio padre e tutto sarà risolto. Vedrai che non avrà niente da opporre. E saremo felici finalmente. Torneremo qualche volta anche qui, in questa serra, che è stata la nostra prima complice. Mi sembra impossibile. Dopo sposati, ce ne andremo in una casa nostra, tutta nostra. Basta, Stefano. Sono troppo felice. Lascia che sogni un po' la nostra casa. Avremo un grande salotto e una poltrona accanto alla radio. Poi ci sarà una finestra dalla quale si vedrà il mare e una sulla strada alla quale verrò ad aspettarti ogni giorno, come oggi. No, Stefano, è troppo bello. Non sarà vero mai. È come un sogno che debba finire. Non parlare così. Perché vuoi che io mi illuda? Io so cosa vogliono i tuoi. Perché credi che la mia volontà non conti? Ma non parliamone più. Vedremo a chi il futuro darà ragione. Guarda, stavo per dimenticarmi. Questa servirà per ricordarti di me. Non dovevi, Stefano. È troppo bella. Vai ora. E perché? Sei impazzito. Non possiamo restare di più. E allora devi farmi una promessa. Ci ritroveremo qui, come stasera, tra 2 mesi esatti, alla stessa ora. Sarà tra noi come un impegno d'onore. Tra 2 mesi, d'accordo? Guido. Non so come cominciare. Capisco quanto la cosa sia delicata e non vorrei offenderla, ma si tratta di nostro figlio, di Stefano. Non capisco. Ecco, mio marito. Già, mio marito. Anche tu? Ma prego, s'accomodi. Sì, certo, anch'io penso così. Anch'io. Da molto tempo ci siamo accorti della simpatia che Stefano ha per lei, signorina. Ed è per questo che lo abbiamo allontanato, mandandolo in Inghilterra. Non abbiamo niente contro di lei. Niente? Anzi, abbiamo avuto modo di apprezzare le sue doti di intelligenza, di capacità. Insomma, lei avrà già capito che cosa vogliamo dire. Noi abbiamo altri progetti per nostro figlio. Ma certo, commendatore. Soltanto che lei commette un errore. Lei crede che noi sbagliamo, non... No, commendatore. Intendevo dire che lei commette l'errore di pensare che io avessi osato... Sapevo qual era il mio posto. Lo so anche adesso.
E non occorre che lei cerchi di farmelo capire. La ringrazio. Lei rende il mio compito molto più facile. Tanto più che noi siamo certi che si tratta soltanto di un capriccio. Non per me, certamente. Io intendo parlare solo di Stefano. Comunque, è necessario che lei lasci la casa al più presto. Se crede, posso farlo oggi stesso. No, questo no. Comunque, faccia lei. Nessuno intende scacciarla, ben inteso. E Stefano lo sa. Questo non ha molta importanza. Io mi affido alla sua discrezione più che altro. Stefano è ancora un ragazzo, facile agli entusiasmi, agli slanci. Quando tornerà, sono certo che si renderà conto. Come sono sicuro che lei non cercherà di farlo ritornare sulle sue decisioni. Lei intende dire le vostre decisioni. Comunque, stia tranquillo. Io non vedrò più vostro figlio. Lei ha un'idea di dove andare? Per me non sarà difficile. Una città o l'altra. Un'occupazione o un'altra. Ma non vedo come questo possa interessarla. Perché? Crede che non ci rendiamo conto del disagio che questo improvviso congedo le procura? Ma noi vogliamo in qualche modo riparare, non so, venendole incontro finanziariamente. Lei non ha il diritto di offendermi. Scusi, Villa Soldani. Guardi, vada in fondo alla strada, volti a destra, c'è un cancello, qui la Villa Soldani. Grazie. Prego. Desidera? La signorina Luisa Vanzelli abita qui. No, non è più qui, è partita da poco. Ma dove è andata? Non so, è un parente lei? No, no, sono soltanto un conoscente. Ma è sicuro che è partita? Sì, sì, l'ho vista io. Grazie. In risposta alla nostra del 30, nella quale sollecitavamo una risposta. Finito? Sa almeno stenografare? Ho cominciato adesso. Ancora qui? Mi aiuti, la prego. Sono 3 mesi che cerco un posto qualunque. Se per questo possiamo metterci d'accordo, dato che la presenza c'è. In questi casi lei lo sa meglio di me, basta mettersi d'accordo. Fuori!
Gualdrina! Quante giornate perso ad aspettare, quante notti Beh, com'è andata? Come al solito. E allora te ne devi andare. Non posso mica tenere occupate le camere gratis, io. Mi lascia ancora qualche altro giorno. Vedrà che troverò qualcosa da fare. No, no, questa storia deve finire. Sono 3 mesi che cerchi lavoro. È la buona volontà che ti manca, non il lavoro. Una volta è il sarto che ti mette le mani addosso. Un altro è il padrone che è uno sporcaccione. La terza è un giovanotto che vuole l'appuntamento. Come se un appuntamento fosse la fine del mondo. C'è gente che vive di appuntamenti. Figlia mia, se si hanno tante pretese nella vita. Basta sul serio, almeno in casa mia. Oh, dico io, se una ragazza giovane e bella come te non deve trovare i soldi per pagarsi un letto e un pezzo di pane. Se avessi io la tua età e quel viso e quelle gambe. In ogni modo, se stasera non porti i soldi puoi fare a meno di rientrare. in ginocchio innanzi a te, oh cade desiderata, voglio il tuo bacio morbido di seta, bocca desiderata. Dissetami perché quest'anima è perduta senza te. Voglio il tuo bacio morbido di seta. Non vivo senza te, bocca desiderata. Perché io dall'altra parte. Questo è un locale di gente per bene, hai capito? Via! Sgombra! Via! Perché vuoi che mi calmi, sì? Io con questa gente io posso mica... Ti piace la bomba, eh? Documenti. Eh? Documenti, ho detto. Documenti. Andiamo, svelto. L'avevo messi nel portafoglio. Non c'ho tempo da perdere, su. Ma l'avevo in mano un minuto fa. Poi qui dentro la trattoria mi conoscono. Andiamo, cerca bene. Potrei andare a casa a cercare il documento. Forse è questo quello che lei cerca. È mio. L'ho perduto un momento fa. Sì. Accidenti, quanti soldi. Ma i documenti? Dove abiti? Se lei vuole, posso accompagnarlo io. Abito qui vicino. E va bene. Mi raccomando, attenta. In gamba, Un'altra volta ti porto dentro. Se vuole. Andiamo su. Avanti, prego. S'accomodi. Non faccia complimenti. Prego. Io intanto chiudo la finestra, Dio mio. Cosa? Non stia così, la prego. Si alzi, su. Un po' meglio. Grazie. Adesso posso andare. Ma se vuole riposare ancora un po'? Ma certamente si riposi come se stesse a casa sua. Prendi un po' d'acqua. Anzi, in cucina ci deve essere un po' di caffè. Scaldaglielo. E cambiati. Non vedi come sei ridotta? Vai.
Vuole che gli levi l'impermeabile? Ah, sì. Grazie. Carina, eh? L'hai scelta bene, eh? È una brava figliola. Certe volte fa un po' la schizzignosa. Ah, sì? Ma quelle ragazze lì, basta saperle trattare. È un vero signore, me ne intendo io. Dove l'hai trovato? Giù alla trattoria. Si sentiva male e l'ho portato qui. Hai fatto benissimo. Io me ne vado. Portagli il caffè. Quanto costa questo caffè? Ma niente. Le pare? Sei molto gentile. E sei anche una bella ragazza. Sono stato fortunato, eh? Perché mi tratta così? Mi lasci. Eh? Che ti prende adesso? Vuoi far finta di vergognarti? Guardami. Mi lasci, le ho detto. Ma insomma, cosa pensa lei di me? Ma cosa vuoi che pensi io di te? Che cosa vuoi che creda? Di te che sei in una stanza come questa, in compagnia di una donna come quella lì. Ma ti rendi conto quanto è falso il tuo atteggiamento qui dentro? Dove tutto è falso. Il tuo caffè di cicoria, le tue calze di finto nylon, la gentilezza ipocrita della tua padrona di casa, questa tua aria innocente, questi ninnoli, questi santini, questa bambola. Mi dia quella bambola. Mi lasci almeno questa. Lei non sa cosa rappresenta per me. Questa bambola, eh? Non è difficile immaginarselo. Lei non potrà mai capire. Certo. Deve essere una storia molto commovente la tua vita. No, è pietosa. È la storia di tante donne che cercano di vivere, di lavorare onestamente e che nessuno le crede, come nemmeno lei mi crede. E perché dovrei crederlo proprio io? Forse perché sono ubriaco? No, perché è vero. Ti dirò io chi sei tu. Tu sei una disgraziata. Sì. Tu questa sera, mai visto in quelle condizioni, hai pensato che potevo rappresentare per te una soluzione? No. Sì, una soluzione. E hai recitato la commedia. Bene. Molto bene. Tanto che per un momento ho pensato che il tuo gesto fosse generosità. Sì. Non so, forse i tuoi occhi, la tua voce, non so. Ma non importa perché, sai che cos'è? Che tu hai paura che io me ne vada senza lasciarti il mio portafoglio sul tavolino. No, non è vero. Sì, è così, ma lascia questa bambola. Perché ha fatto questo? Perché? Povera bambola mia. Cosa ti hanno fatto? Ti hanno fatto tanto male, vero? Scusami, sai, ma non è colpa mia. Tu lo vedi, vero? Ti hanno rotto anche un braccino. Poverella. Povera bambola. Povera bambolina mia. Scusami. Non pensavo che fosse tanto importante. E non piangere. Non è successo niente. Si è solamente staccato un braccino, ma si può accomodare facilmente. Oh, guarda, le manca anche una scarpetta. Non l'ho mai avuto, da che mi ricordo. Chi ti ha dato questa bambola? Mio padre, quando ero piccola. Come ti chiami? Luisa. E poi? Vanzelli.
Luisa. Oh. Luisa. Sono tuo padre. Tuo padre, capisci? Luisa. Finalmente ti ho ritrovata. Sono mesi, sai, che ti cerco. Non speravo più. Io invece sentivo che ti avrei incontrato. Ed è questa speranza che mi ha aiutato a sopportare tutto. Luisa. Luisa, figlia mia, perdonami. È io che avevo pensato. Adesso capisco, sai, capisco tutto. Che non ti lascerò più. Mai più. Calmati, papà. Non ti lascerò mai più. Ti starò sempre vicina. Guarda, Luisa, la scarpetta che io ho trovato nella nostra vecchia casa, la scarpetta della tua bambola. Nella casa dove ti ho visto bambina, dove c'era la mamma. Ti ha mai parlato di me? Oh sì, me ne parlava sempre. Mi diceva che eri andato lontano. Sei lontano. Molto lontano. Tanto da perderti, ma non è stata colpa mia. Devi credermi, Luisa, non è stata colpa mia. Sì, ti credo, papà. Ricomincerò, Luisa. Ricomincerò tutto da capo. Ricominceremo tutto da capo. Pensa, come sarebbe felice la mamma se ci vedesse. Ci vede. Ci vede la mamma. È stata lei che ci ha aiutato questa sera. Andiamo via. Andiamo, non restiamo più qua. Andiamo via subito, subito. Un momento, papà, la bambola. Mettiamogli la scarpetta. In fondo, senza di lei... È vero. Senza di lei... Luisa. Mi sento come se fossi un delinquente. Anch'io. Ma senti un po', mi sai spiegare per quale ragione Stefano non avrebbe potuto sposare quella ragazza? Era una bravissima figliuola, non è così? Sì. E allora? Sarà per il fatto che non ci si abitua all'idea che un nostro figlio sposi una dipendente. Ci sembra di abbassarci. E ti pare giusto? Ah no, francamente no. E poi, sai, c'è un'altra cosa che mi tormenta. Stefano arriva domani e... Tu pensi che... Non penso, sono sicura che non ce la perdonerà mai di aver agito in questo modo. Ma è proprio tanto innamorato di quella ragazza. Come tu lo eri di me, Guido. Sai cosa bisogna fare allora? Cercare quella ragazza e dirle di tornare qui. Le diremo qualche cosa, ci scuseremo, ci spiegheremo purché se ne ritorni. E purché accetti di sposare il nostro figlio? Beh, su, mannala a cercare. Ci penso io. Quanti fiori e quanti regali, sei contenta? Molto. Vediamo un po'. Eccola qua. Il cavaliere di Gran Croce Guido Soldani e signora hanno l'onore... L'onore di partecipare al matrimonio del loro figlio Stefano con la signorina Luisa Vanzelli. Però tuo suocero non trascura di mettere i suoi titoli neppure sulle partecipazioni. Figurati se perdeva un'occasione come questa. Già. Mi sento tanto felice, papà. E devo tutto a te. No, Luisa. No, sei tu che hai dato ancora un senso alla mia vita. Ciao. Vai là. Ciao, Stefano. Buongiorno. Lasciati guardare. Sei bella, sai. È quello che penso anch'io. Beh, io se permettete, l'ho sempre detto. Valeva la pena che tornassi dall'estero dopo 15 anni, no? Già, ma parliamo un po' di loro. Tutto è stabilito. Noi partiamo oggi. Domattina alle 8 matrimonio nella chiesa di San Celso a Livorno. Ore 12 colazione. Ore 14 partenza degli sposi per Genova, Milano, Lugano, Ginevra
una copertina in Francia e magari un weekend a Londra. Che ne dici? E che diresti di uno spuntino alle Baleari o alle Filippine, eh? Sei un bel tipo, sei sempre allegro. Sai, non mi sembra ancora vero. Lo dicevi sempre che ti sembrava un sogno, ricordi? Invece è realtà. Una realtà così bella che mi sembra impossibile. Povera Luisa, quanto devi aver sofferto. Non mi perdonerò mai. Non parliamone più. È tutto così lontano. No, dovrei parlarne ancora invece. Quando ero in Inghilterra sentivo come un'angoscia, un'ansia crescente che mi spingeva a desiderare il ritorno ogni ora di più. Quasi tu mi chiamassi. Ti chiamavo, Stefano. Disperatamente. Ma ora basta, ti prego. Però a forza di parlare va a finire che stasiamo il treno. Davvero, papà? Bisognerà sbrigarci. Io sono già pronto. Ma le tue valigie, Luisa? Non preoccuparti, al momento opportuno sarò pronta. Io e Stefano andiamo avanti, facciamo qualche ultima spesa, compriamo i biglietti e vi aspettiamo alla stazione. Ci puoi accompagnare fino a Piazza Colonna? Ah, questa sarebbe la tua organizzazione, hai dimenticato la macchina? No, te l'ho detto, l'ho lasciata a Livorno. Va bene, ti perdoniamo. Lo accompagno? Signorina, io ho finito tutto, posso andare? Vada pure, ogni tanto venga a dare una spolverata. Quando papà tornerà ci penserà lui a chiamarla. Va bene. Lasci, ci vado io. Buongiorno. Siete la figlia di Vanzelli, vero? Sì, ma... Avete messo bene qui. Che bei fiori. Io vi ho subito riconosciuta, sapete? Ma se io non vi conosco? Ah, sfido. L'ultima volta che mi avete visto eravate una bambina alta così. Brutti tempi quelli per vostro padre e per vostra madre. Insomma, cosa volete? Ma niente. Sono un amico che non si faceva vivo da tanti anni, che la vita ha separato da vostro padre e che avendo saputo che la piccola Luisa era diventata grande, stava per sposarsi, è venuto a fare i suoi auguri, mai immaginando di poter spaventare la donna che aveva fatto sorridere da bambina. Beh, pazienza. Vi ringrazio molto, signore, ma papà non c'è. Sì, lo so benissimo, l'ho visto uscire. Desideravo appunto parlare prima un po' con voi, mia cara Luisa. Non vedo di cosa dobbiate parlarmi. Sciocchezze. Sono un romantico io. Un uomo che vive di ricordi, di vecchie carte ingiallite. Avrei voluto parlare un po' con voi, ecco tutto. Di vostra madre. Conoscevate anche lei? Ah, se la conoscevo. Eravamo ottimi amici. Ricordo un giorno che feci uno scherzo a vostro padre. Non ne avete mai sentito parlare? È uno scherzo molto ben riuscito. Molto divertente. Non so di cosa stiate parlando. Beh, è naturale che non comprendiate. Erano cose da grandi quelle, e voi eravate una bambina, con qualche capriccio. Certo, allora nessuno vi disse niente. Sentite, se volete attendere mio padre, accomodatevi pure. Ho molta fretta, parto oggi. Ma no, non c'è nessuna fretta, via. Si sta bene qui. Mi sembra di essere tornato ai vecchi tempi. La stessa poltrona, tutto come allora. È strano, quella sera vostra madre stava esattamente dove siete voi adesso. State tranquilla, non c'è nessuna fretta. Il vostro treno parte fra 2 ore, no? Come fate a saperlo? I giornali, sempre pettegoli, sempre curiosi, sempre pronti a riportare tutto. Matrimoni, omicidi. In genere danno la preferenza agli omicidi. Dicono che vi sposate a Livorno. A Livorno. È un uomo molto ricco quel Soldani, vero? Molto ricco, mi hanno detto. Vi meravigliate della mia abilità nello scoprire i liquori? Non si tratta di abilità, ma di istinto. Ho una specie di sesto senso per i liquori, di affinità spirituale per gli alcolici. Ci sentiamo legati. Forse a causa di una certa bottiglia che stapai una sera in onore di vostro padre. Una sera divertente quella. Vi assicuro che se ve la raccontassi restereste sbalordita. Non mi interessa, vi prego. Ah, ma io ve la racconterò lo stesso. Ah, Dì, dai un'occhiata alla macchina. Io esco fra una mezz'ora. Va bene, signor Vanzelli. Grazie.
Avevo appena stappato la prima bottiglia quando... Salve, Vanzelli. Luisa. Ma è molto tempo che è qui questo signore? È circa un quarto d'ora. Sai, io non lo volevo far entrare, ma lui mi ha detto che ti conosceva, che conosceva la mamma e me quando ero bambino. Senti, vai a cambiarti, Luisa, ti chiamerò fra 5 minuti. Ma tu parti con noi, vero? Ma sì, certamente. Vai, vai, su. Buongiorno. E chiudi tutto e fra poco verranno a ritirare i bagagli. Allora chiudo anche i bauli. Sì, sì, sì. E così hai trovato il coraggio di tornare. Sono venuto per gli auguri alla sposa. Che cosa vorresti dire? Niente. Solo che io avrei da raccontare ai genitori dello sposo diverse cose interessanti sul conto dei genitori della sposa, cose che non farebbero piacere né al futuro sposo né all'eventuale sposa. E allora? Beh, fra uomini c'è sempre modo di intendersi. Quanto? Diciamo 600.000, una sciocchezza. Va bene. Torna questa sera. Ma non partite? No, non partirò. Torna questa sera alle 8, ti aspetto. Con la somma? Niente assegni? Con la somma. Ti è successo qualcosa? No. Forse quel signore... No, niente. Niente, però c'è un noioso contrattempo. Ma sai che elegante questo martello? Mi sta proprio bene, eh? Sì, ma cos'è quel contrattempo? È che, vedi Luisa, non posso partire con te adesso. Perché? Niente di serio, un affare improvviso. Non puoi proprio rimandarlo. No, ma prenderò il treno di questa notte. Ma non ci sono più treni. Ti raggiungerò in macchina, non dubitare. Mi scuserai tu con Soldani e con Stefano, eh? Sì, ma non è per loro che mi dispiace, è per me, papà. Lo so, Luisa, ma non è possibile. Verrò domani mattina. È proprio tanto importante. Sì. Sì, è molto importante. Però ricordati, alle 8, eh? Alle 8. E se per una ragione qualsiasi dovessi tardare, vi prego di non stare in pena. Eh? Va bene, papà. Senti, ti ho preparato le valigie di sopra. Se vuoi metterci ancora qualcosa, sai, le ho lasciate aperte. La mia bambina che pensa sempre a tutto. Grazie, Luisa. Un inverno spaventoso quest'anno, fa che piove. Esattamente come 15 anni fa. Hai una memoria eccezionale. Infatti, mi sono occupato tutta la sera di ricordi, di vecchi ricordi. No, non c'è nessuno, puoi entrare. Se non sono indiscreto, che cos'è che ti ha tanto interessato? Un processo che a suo tempo fece abbastanza rumore. Un certo Vanzelli... Sarà bene parlarci chiaro, non sono qui per perdere il mio tempo. Ne ho perso tanto di tempo io per te. Vuoi concedermene un poco tu questa notte? Sta a sentire, Vanzelli. L'ironia mi piace quando la faccio io. Sono stato nascosto per molti anni, ho cambiato nome. Sono il fantasma di me stesso e non posso scherzare più.
Allora? Che cosa? Stai calmo. Non più tardi di oggi ti ho fatto chiaramente capire le mie intenzioni. Ho bisogno di denaro, non di chiacchiere. Vedi, Salvi, non vuoi renderti conto che la situazione tra noi due si è capovolta? Sono io adesso che posso permettermi di giocare con la tua libertà e con la tua vita. Sì, certo. Anche con la tua vita. Perché tu non esisti più. Tu sei un'ombra che io posso cancellare dal mondo quando voglio, come voglio. E nessuno questa volta verrebbe a cercarti, nessuno indagherebbe. Basterebbe che io facessi sparire materialmente il tuo corpo, come l'altra volta. Ma questa volta con l'impunità assicurata. Potrei ucciderti come un cane se volessi. Hai molta paura per pensare. E perché non lo fai allora? Perché non mi uccidi? Te lo dirò io perché. Vedi, ognuno di noi è nato con un destino, con un'etichetta addosso. Uomo d'affari, aviatore, banchiere, ragioniere, poeta o mascalzone, come me. Tu non sei nato assassino. Credi che sarei stato così stupido da venire qui stasera altrimenti? Tu sai benissimo che anche uccidendomi non ti libereresti che del mio corpo. E io continuerei a pesare sulla tua vita, sulla tua coscienza. Non vivresti più, non potresti più guardare in faccia tua figlia. In ogni istante della tua vita ti sentiresti un assassino. Dunque rassegnati e fa quello che hai sempre fatto. Paga! Credi che io possa perdere il controllo dei miei nervi, eh? Ma ti sbagli. Paga allora. Mi sono forse rifiutato. Adesso cominciamo a ragionare. A chi telefoni? E me lo domandi? Alla polizia. Vada a quello che fai. Sentimi bene. Fino ad oggi mi mancava la prova della mia innocenza. Mi mancava il sostegno per sentire quella libertà che mi era stata, sia pure in ritardo, restituita. Sì, insomma, mi mancavi tu, vivo. Nel treno ti lasciai andare via stupidamente, ma sei tornato e non ti lascio. Questa volta non ti lascio. Tu permetti, vero? Pronto, no? Polizia! Un momento che deve passare l'altro treno. Ma sei Luigino? Sì, ma come fa a sapere che mi chiamo Luigino? Sono passati molti anni da che ci siamo conosciuti, ma tu non te ne puoi ricordare. Ah, ecco il treno.
potrai più guardare tua figlia. Non potrai più guardare tua figlia. Non potrai più guardare tua figlia. Assassino. Assassino. Signorina Luisa Vanzelli, qui presente, per sua legittima moglie secondo il rito della Santa Romana Chiesa? Sì. Signorina Luisa Vanzelli, vuol prendere il signor Stefano Soldani, qui presente, per suo legittimo marito secondo il rito della Santa Romana Chiesa? Sì. Ego coniungo vossi in matrimonio, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Che fece cielo e terra. Domini salve cielo meo. Per clama meus te venea. Dominus vobiscum. Et spiritus Oremus. Benedict Domine anno nunc. A nos in tuo nomine benedicimus. Uquem gestare fidelitate integram responso Deus. In pace de voluntate tua permaneat. A mutua caritate sempre viva. Per Cristo Domine nostro. Amen. Col consenso ora manifestato dinanzi a me dai testimoni, voi avete contratto il matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa, matrimonio elevato alla dignità di sacramento da nostro Signore Gesù Cristo. Sì, ho capito. Sì, ma deve venire al commissariato. Non vuol venire? Ma la deve persuadere. Sì, deve venire personalmente, è necessario, sa. Scusi un momento, cosa vuole lei? Sono venuto a costituirmi. E perché? Ho ucciso un uomo. Quest'uomo ha ucciso, ha tolto la vita al suo simile. Pietro Vanzelli non ha avuto fiducia nella legge, ha voluto farsi giustizia da solo. Macchiare la sua innocenza col sangue di colui che avrebbe dovuto soltanto disprezzare. Egli è colpevole come il peggiore degli assassini. Ma io vi chiedo, signori della Corte, è stata la sua una cieca volontà di delitto o è stato invece il destino? Un tragico destino che nessuna forza umana può restare ad armargli la mano. Quella mano ritenuta colpevole anche da questa stessa Corte e che invece era monda ad ogni colpa. Pura, quest'uomo non ha colpito per volontà omicida, ma per la difesa di una vita, di un onore già una volta compromessi e di nuovo posti in pericolo da un orribile ricatto. Signori della Corte, io, nella mia qualità di pubblico ministero, chiedo venga riconosciuta al Vanzelli la legittima difesa.
In nome del popolo italiano, visti gli articoli 575, 52 Codice Penale, 472 Codice di Procedura Penale, questa Corte condanna l'imputato Pietro Vanzelli Fu Giovanni, ma lo dichiara non punibile per difesa legittima. Perciò ne ordina l'immediata scarcerazione. Luisa. Complimenti, Vanzelli.